No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, buongiorno Italia. Bellissima giornata oggi, veramente molto molto bella. Sabato 14 ottobre, confermi cane segretario? Sì, conferma. Da tanto che non faccio video, veramente da tanto, perché sono incasinato con quelli vecchi. Ho una strage di video di quelli vecchi. Cazzo, sono ancora. Ho fatto anche un casino di te con i tempi, con la cronologia. C'è un misto Toscana, disastro, cioè sono in Toscana, dopo sono in un'altra parte, dopo sono di nuovo in Toscana. E adesso mi sono fermato un attimo al bar, occhio, ara che bar, e ripartiamo. Stiamo andando alla Malga delle Femmine, cioè a parte la Malga, sì, ok, che è rifugio, però il posto Piana delle Femmine, non lo so cos'è, ma non per trovare le femmine, ma perché un caro amico, un full timer, dovrebbe essere Alberto full timer se non ricordo male, mi ha mandato le coordinate GPS di questo posto dove lui andava a dormire. Io ho visto un po', vista satellite, street view eccetera, non mi sembra affatto male. Comunque non ti racconto altro, cioè adesso andiamo e vediamo, no? Se ci arrivo. Camper, ci arrivi? Dai. E niente, dai, un altro motivo che ho ritardato un po' quei video. Cioè, ho conosciuto una nuova signorina in cui insomma mi sono un po' affezionato e basta, insomma, ho passato un po' di tempo, dai, Cici Cocò. Vabbè, turista, dai, andiamo. Cane, siamo pronti. Cane, siamo pronti. Amy, siamo pronti. Guarda che fa finta di niente, si gira dall'altra parte. Io quando le parlo, lei vedi, fa tipo finta di guardare se ci sono i bau o i gatti. Sì, dai, ti conosco io. Questo bel paesino invece che vedi si chiama Revine Lago o Revine Lago, ma secondo me è Revine Lago, provincia di Treviso. Guarda là, vedi a sinistra c'è il lago dietro, no, forse non lo vedi. Sì, dai che lo vedi, guarda là il lago, vedi? Sono due laghetti, carino da andarci, forse ci andiamo anche domani di ritorno, vediamo. Comunque dai, sai che se sei passaggio ti puoi bere, guarda, parcheggi, ti vai a ciucciare caffè in riva al lago. Che razza di salitina che c'era, ero in seconda fatica. Alberto, un pochino, dai, un pochino ti odio, dai, vabbè, bello è bello, però qua, che cazzo, ce facciamo in seconda, vai, guarda qua, potenza, perché io guarda dove ho messo la chiesetta, la bella montagna per lo Iuri, dovete capire che è quella dove si può andare su in terza, tipo qua no, seconda, e anche a fatica. Dai Nino, no in prima, sì in prima. Cazzo, prima volta che ho messo la prima in una salita. Vabbè, la GoPro non la fa vedere neanche ripida adesso. Vai, seconda. Dai bimbo, vai su in seconda, che c'è troppa differenza di giri tra la prima e la seconda. Porca miseriazza. Dai che adesso la prende, perché se entra la turbina sono a posto, hai capito? Però bisogna essere, eccola, sopra un tot di giri, tipo così. Perfetto. Ripidino questo, Vai, che non c'è nessuno. Vai, col sole contro, bellissima. Ce la farò, cazzo, siamo appena partiti, guarda che razzo di dislivello, guarda dove siamo, guarda a destra, no, non vedi a destra. Porca miseriazza. Vedi, hai capito cane? Che robe qua, che la stradina è ciucciata, spero che non arrivi macchine, occhio arrivo io, bravi, molto bravi. Beh, la strada è asciutta, dai, quindi sono molto tranquillo, se l'ha bagnata no, hai capito? Se te lo consiglio come prima esperienza questo, ma secondo me se è un camper scarrozzo come il mio, prima esperienza anche no. Se è un camper moderno, nuovo, vai tranquillo. Che ciò, ci sono dei tornantini, dei ripidumi che devi per forza fare in prima.
vai everywhere. Dai. Oggi capo. Saluti. No, sta salutando. Ciao, poi vedi, quando passano macchine, si è ciucciati. Grazie capo, guarda che manovre, Alberto, managgia, guarda che roba in prima, mi tocco anche al fondo. E niente, per quanto in GoPro non ti sembri ripido, siamo in prima e la seconda non c'è verso. Guarda che roba, grazie a cazzo. Alberto, porca troia. Vabbè dai, mancano 4,8 km, dai, 4,6, è clemente. C'era da fermarsi su un posto semipiano un attimo, far raffreddare l'engine. È anche a posto. Niente, in prima. Va bene dai, buonanotte, ci vediamo dopo, dai, Ogni tanto provo a buttare la seconda, ma non c'è proprio niente da fare, ma niente da fare. È che tu, cavolo, veramente la vedi dritta in GoPro, ma no dritta, ragazza, no. È incredibile come cambi idea nella vita. Cioè, io prima avevo detto che la montagna per Yuri, per essere felice, deve essere che vai su in terza. E niente, dopo ero felice già di andare su in seconda. Adesso prima. Ecco, cambio così in prima, in piano tornante. Porca di quella troia. Siamo altini, non so se vedi. Allora, sai, mancherebbero 2,4 km, ma in prima hai voglia. E mi dai il cambio? Ciao, mi chiamo Yuri, io sono quello che diceva sempre non vorrei mai un giorno ritrovarmi ad andare su in montagna in prima. Ecco, sono io, sono proprio quello. Ehi tu, biondo, Anche perché avevo le rocce a destra, non potevo sfracassarmi su per le rocce. Alberto, ti ho ufficialmente odiato su Facebook, vai a leggere il tag, vai, con amore, cioè proprio così, in amicizia. Ora dove siamo? Cazzo, ho fatto un cazzo. Mancano, cazzo dove siamo? Mancano 250 metri, dovremmo esserci. Vediamo, dopo sta curva più che altro ci dovrebbe essere il parcheggio, vado a sinistra, anzi non guardare Yuri, le vertigini. Dovrebbe esserci il parcheggio qua poi per girarsi e tutto quanto. E adesso ovviamente ci muoveremo a piedi e in bicicletta. Attenzione, vediamo dove capitiamo, dove siamo, perché non vedo niente. Eccolo là, Revi nel lago. Però buttarsi anche in parte lì, farla un po' più zingana. Eccoci arrivati, capito cane? Noi siamo tutti gasati perché abbiamo appena fatto un'impresa eccezionale, se voglio dire, non è roba da poco. Io volevo mettermi storto, invece no, mi sa che mi metto oplae, dritti così, se no non dormiamo. Ok, in marcia, spegni e freno a mano anche.